Benissimo, eccoci qua col nuovo oroscopo della settimana. È un nuovo oroscopo che va dal giorno 14 al 20 di giugno, quindi questa nuova settimana che diciamo può in un modo e in un l'altro darci spiegazioni attraverso gli astri quello che accadrà a ognuno di noi. Però prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo, io volevo ricordare a tutti quanti voi che se avete bisogno di un consulto riservatamente in privato del sottoscritto, i numeri li trovate qui nello scrollo, ok? Perché io effettuo anche consulti di cartomanzia nel riservato. Se invece avete bisogno di capire se ci può essere un ritorno del vostro innamorato, della vostra innamorata, oppure se è possibile intervenire per legare pazzamente a sé l'innamorato o l'innamorata, e allora lo stesso potete chiamarmi, mi spiegate la vostra storia e io vi dico quello che posso fare per intervenire in aiuto, perché è possibile intervenire in aiuto con rituali addetti per far sì di far impazzire per voi la persona amata e, perché no, legarla definitivamente a voi. Mi riferisco però alle coppie esistenti. Perché dico questo? Perché se voi mi dite: Cleo, ho visto un uomo in un supermercato, è bellissimo, mi piace, voglio che sia mio, non è possibile effettuare alcun rituale. Mi riferisco di coppie già esistenti, fidanzati che già sono stati insieme. Ci deve essere un feeling tra di voi, ci deve già essere stata una storia, ok? E io potrò intervenire in aiuto perché sono 40 anni che opero in questo settore, sono un ricercatore di scienze esoteriche e quindi sono in possesso, dopo lunghe ricerche, di potentissimi rituali per far impazzire per voi la persona amata. Detto questo, andiamo al quel che è l'oroscopo della settimana che va dal 14 al 20 giugno. Va bene? Iniziamo con il segno dell'Ariete. In amore, in questa settimana potrebbero nascere nuovi dubbi in una relazione, oppure questi dubbi potrebbero essere confermati. Chi ha vissuto un periodo complicato con il proprio partner non è ancora riuscito a trovare il giusto equilibrio, ma soprattutto la giusta serenità. Più incoraggianti le giornate di chi vive invece una storia stabile, perché potrebbero esserci dei passi in più. Tutto abbastanza tranquillo invece per quanto riguarda i single. Nel lavoro, attenzione per voi del segno dell'Ariete, nel lavoro non saranno giorni troppo ricchi di cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Dovrete pazienziare per poter ricevere una buona notizia per quanto riguarda il lavoro. Bisognerà comunque continuare a impegnarsi, non mollate. Bene, e andiamo con il segno del Toro. In amore, le stelle di questa settimana di giugno promettono un periodo molto piacevole e emozionante. Se siete impegnati potreste decidere di prendere una iniziativa col partner. Se la vostra dolce metà vive lontano da voi, potrebbe esserci più voglia di sentirsi vicini.
Non sono escluse delle novità per chi è solo e vorrebbe vivere delle nuove emozioni. Nel lavoro invece per voi del segno del Toro, anche per quanto riguarda la professione, le stelle dovrebbero essere in un buon aspetto. Tutto dovrebbe andare per il meglio e non ci saranno grandi disagi da dover affrontare per queste giornate. Il segno dei Gemelli. In amore ultimamente le cose non sono andate esattamente come speravate. Per fortuna le cose inizieranno a cambiare finalmente. Proprio adesso infatti ci saranno dei miglioramenti grazie alle stelle. Questo significa che le cose potrebbero iniziare ad andare meglio anche in amore, soprattutto per chi ha vissuto un periodo complicato. La situazione sarà simile pure per i single. Nel lavoro per i Gemelli la stanchezza si è fatta sentire in questi ultimi giorni. Da questa settimana potrete contare su un buon recupero, ma senz'altro sarà importante riposarsi e non esagerare con nulla, così potreste evitare problemi, perché è un periodo che vi sentite un po' stanchi. Il segno del Cancro. In amore finalmente riuscirete a godervi una settimana migliore rispetto a quelle passate. In una storia d'amore avrete bisogno di un recupero con il partner oppure di qualcosa in più nel rapporto. È possibile che proprio in questi giorni vi ritroverete a dover prendere una decisione. Eppure i cuori liberi potrebbero dover fare delle scelte importanti in fatto di sentimenti ed emozioni. Nel lavoro per voi del Cancro abbastanza bene sul posto di lavoro dove tutto proseguirà per il verso giusto. Sarete sereni e questo stato d'animo vi aiuterà ad adoperare ogni cosa nel miglior dei modi e senza troppi pensieri. Per il Leone invece, Leone, in amore le stelle non vi aiuteranno troppo in questa settimana, logicamente, soprattutto con le questioni d'amore. Il vostro umore non sarà affatto dei migliori e questo avrà delle conseguenze. Sicuramente ci saranno delle incomprensioni o delle discussioni. Sarebbe decisamente meglio evitare complicazioni di coppia. Pure chi ha intrapreso una nuova conoscenza non si sentirà al top dei top. Occhio agli istinti e a come gestirete la tensione in questi giorni. Tenetela sotto controllo. Sul lavoro invece per voi del Leone non sarà una settimana semplice nemmeno per la professione. Le cose non vanno bene specialmente per quanto riguarda il fronte finanziario e delle entrate economiche. I più fortunati e bravi potrebbero però ricevere una interessante notizia. Il segno della Vergine. In amore questa settimana sarà abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Non ci saranno grossi problemi per chi è impegnato in una relazione, ma nemmeno per chi è single. D'altronde le stelle sembrano essere tutte dalla vostra parte e difficilmente le cose andranno storte in ambito amoroso. Complimenti ragazzi, è il momento buono. Bene, così per il momento, godetevelo.
Per quanto riguarda il lavoro per voi della Vergine, è possibile che proprio in questi giorni intraprenderete un nuovo progetto o un nuovo percorso professionale. Qualcuno ha già iniziato un cambiamento di tipo lavorativo e potrebbe trattarsi di qualcosa di importante. Il segno della bilancia: in amore con il proprio partner non tutto è tornato rose e fiori. Molte coppie probabilmente stanno ancora affrontando un periodo difficile, nonostante qualche miglioramento. Alcuni non riusciranno a risolvere del tutto nemmeno in questa settimana. Per questo motivo bisognerà cercare di non agitarsi più del dovuto, bisognerà fare attenzione pure a non trascinare problemi esterni nella relazione oppure in una nuova conoscenza. Teneteveli per voi i problemi, ok? Nel lavoro per voi della bilancia, proprio sul posto di lavoro, potrebbero nascere dei problemi che potreste riportarvi anche nella vita privata. Sarà importante fare attenzione al nervosismo che potrebbe portare nuove complicazioni. Infatti, questo è un periodo per voi di abbastanza nervosismo. Calmatevi, datevi una regolata. Lo Scorpione in amore non è il periodo migliore per l'amore e i sentimenti, perché ultimamente le cose non vanno benissimo per voi del segno dello Scorpione. Il fatto è che non mancano le polemiche, forse la vostra dolce metà non riesce a capirvi del tutto, o siete voi che non vi fate capire. Per molti sarà la settimana giusta per prendere delle decisioni importanti. Chissà che anche i single non facciano una scelta, magari un passo in più verso qualcuno. Per voi dello Scorpione invece sul lavoro qualche problema potrebbe continuare a tenervi impegnati per tutta la settimana. Sarà veramente fondamentale mantenere la calma e non esagerare con niente, a piccoli passi per andare avanti. Il segno del Sagittario. In amore questa di giugno non sarà una settimana troppo entusiasmante per i sentimenti. Con molta difficoltà, in effetti, ci saranno grossi colpi di scena nella relazione di coppia. E la situazione sarà piuttosto simile pure per chi è single. Tuttavia saranno giorni sereni, stabili e che si potranno vivere in tutta tranquillità. Sul lavoro invece per voi del Sagittario c'è voglia di novità e di impegno. Non si escludono anche nuovi e importanti incontri professionali. Auguroni. Niente potrebbe andare storto e nei prossimi mesi le cose andranno ancora meglio. Potrete sperare in buoni risultati. Auguroni, auguroni, auguroni da parte mia. Il segno del Capricorno. In amore, se ci sono alcune questioni da chiarire con il partner oppure delle cose che non vanno nella storia giusta in amore, questa sarà una settimana importante. Potrete provare a risolvere certe faccende sentimentali, ma occhi aperti perché le tensioni continueranno ad esserci e non è detto che riuscirete a chiarire. Anzi, pure i cuori solitari e liberi potrebbero ritrovarsi a fare i conti con un po' di dubbi. Ci saranno nuove conoscenze in atto. Nel lavoro invece settimana tranquilla per il lavoro, soprattutto per chi ultimamente ha dovuto affrontare dei problemi e disagi. Le stelle saranno dalla vostra parte. Il segno dell'Acquario. In amore non aspettatevi una settimana troppo piacevole in ambito emozionale.
Non sarà infatti un bel periodo per l'amore. Le coppie, ma pure i single, potrebbero esserci dei momenti di nervosismo e tensione. I tanti impegni poi potrebbero influire perché potreste avere poco tempo da dedicare al partner oppure ad una nuova conoscenza. Sul lavoro per voi del segno dell'Acquario forse avreste bisogno di una mano da parte dei vostri collaboratori. Gli impegni comunque non mancheranno. Dalla vostra avrete invece tante originalità da poter mettere in pratica in un progetto professionale. In bocca al lupo. E infine il segno dei pesci. In amore per voi dei pesci questa settimana sarà decisamente importante per tutte le coppie. Soprattutto con l'avvicinarsi del prossimo mese l'amore andrà quindi gonfie vele e tutto andrà per il verso giusto con il proprio partner. Saranno quindi giornate tranquille, ma non è detto che non ci saranno momenti speciali con i sentimenti. Per quanto riguarda i single, saranno giorni in cui bisognerà fare attenzione anche ai piccoli dettagli. Nel lavoro per voi dei pesci sarete i protagonisti assoluti in ufficio e tutti guarderanno a voi. Occhio quindi alle vostre responsabilità e occhio pure a concentrarvi e dare il massimo, il meglio. È possibile che a volte non abbiate troppa voglia di fare o strafare. Bene, e così abbiamo terminato anche per questa settimana l'oroscopo che va dal 14 al 20 giugno. Ok? Noi ci salutiamo e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Ok? Un abbraccio a tutti voi e che le stelle siano sempre con voi.